Verso la chiusura, la fase diocesana di canonizzazione di Don Nando Negri. Giovedì 1 novembre in cattedrale il vescovo sigillerà i 424 documenti raccolti sulle virtù del sacerdote. Un carro cisterna che trasportava cloroformio è uscito dai binari nelle prime ore di questa mattina dopo la stazione di Rapallo. Nessun ferito, ma molti disagi alla circolazione ferroviaria. La vertenza Astore prosegue in Confindustria a Chiavari tra azienda e sindacati, prime aperture, lettera del governo e dei parlamentari del Movimento 5 Stelle ai vertici della Aliaxis per bloccare il trasferimento. In mattinata sopralluogo congiunto tra Polizia Stradale, Vigili Urbani e Carabinieri negli incroci più trafficati e pericolosi di Chiavari. L'intersezione tra Corso Millo e Via Larata è considerata una dei più allarmanti. Buongiorno a tutti, bentornati al TG13. Nella solennità di tutti i santi la diocesi vivrà un momento di grazia particolare. Il vescovo nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto sigillerà la documentazione raccolta sulle virtù umane e cristiane di Don Nando Negri, concludendo così la fase diocesana del processo di canonizzazione del sacerdote. La pratica sarà poi istruita a Roma alla Congregazione per le Cause dei Santi. Le interviste. Nel pomeriggio di giovedì 1 novembre si compirà in cattedrale a Chiavari un percorso iniziato nel 2013 quando è stato avviato il processo per la causa di canonizzazione di Don Nando Negri. La cosiddetta fase diocesana prevede la raccolta di tutti i documenti che possano attestare le virtù umane cristiane del sacerdote. Gli stessi saranno consegnati nelle mani del vescovo prima di inviarli alla Congregazione per la causa dei Santi a Roma. Il vescovo tanto dichiarerà conclusa questa fase e si raccoglieranno i giuramenti di tutte le persone che hanno operato, quindi che giureranno di aver fatto tutto secondo i criteri stabiliti, di mantenere il segreto d'ufficio, e poi si chiuderà tutta questa documentazione materialmente in alcuni plichi che poi verranno una copia conservata in diocesi e una copia inviata alla Congregazione per le Cause dei Santi a Roma. La raccolta delle informazioni e degli iscritti è avvenuta ad opera di una commissione di periti storici che hanno ripercorso la storia di Don Nando attingendo a varie fonti. Noi abbiamo trovato 424 documenti, di cui una parte, oltre 60 manoscritti di Don Nando. Li abbiamo trovati ovviamente al villaggio del ragazzo, poi li abbiamo trovati nelle parrocchie dove lui ha lavorato, dove è stato presente, in modo particolare a Castello, a Lavagna, a Santo Stefano dove è stato per un periodo, e poi ovviamente abbiamo trovato dei documenti anche che riferivano al suo ministero sacerdotale durante il periodo che è stato al villaggio. In che modo questi scritti potranno contribuire alla causa di beatificazione? Beh, direi di sì, perché raccolgono la storia, tutta una storia iniziata nel 1946 e finita per Don Nando, e continua per il villaggio, finita per Don Nando alla sua morte. Conclusa questa fase, la pratica sarà istruita a Roma, dove seguirà una fase di verifica del materiale raccolto sino ad arrivare alla dichiarazione di eroicità e virtù del sacerdote. Verrà valutato tutto questo materiale sia da un punto di vista storico che teologico e poi, se Dio lo vorrà, la causa procederà fino alla dichiarazione dell'eroicità delle virtù, cioè che Don Nando ha vissuto le virtù umane cristiane in modo eroico, e poi se ci sarà, come dire, il sigillo del Signore, cioè se ci sarà la testimonianza di un miracolo, si addiverrà forse alla beatificazione. Il rito dunque è in programma il 1 di novembre alle 17:30 in cattedrale. Il vescovo chiuderà la fase diocesana e alle 18 presiederà la messa. Telepace trasmetterà la celebrazione in diretta al canale 15. A seguire verrà proposto il film L'opera sorprendente, diretto da Gabriella Bairo Puccetti e dedicato alla vita di Don Nando. Ora la cronaca di oggi. Nelle prime ore di questa mattina un carro cisterna della compagnia francese Cap Train, diretto da Rosignano ad Alessandria, è uscito dai binari in prossimità della stazione di Rapallo, all'altezza del viadotto ferroviario di Via della Libertà. Il convoglio trasportava cloroformio, sostanza non infiammabile se non miscelato con altre sostanze che possono prendere fuoco. Il tratto di linea dove è avvenuto l'incidente è stato danneggiato. L'asse su cui poggiavano le ruote del carro cisterna ha corso lungo
lungo le traversine deteriorandole. La circolazione, interrotta per alcune ore, è proseguita poi su un solo binario a senso alternato. Cancellati 4 intercity da e per Milano, i treni viaggiano con 20 minuti di ritardo. Il vagone, prima delle 8, è stato rimesso sui binari e sistemato nella stazione di Santa Margherita Ligure. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, ma che fortunatamente si è risolto senza gravi danni. Sul posto i vigili del fuoco di Rapallo, i tecnici di Trenitalia. Appurato che il carro cisterna non aveva subito perdite, i pompieri hanno messo in sicurezza l'area. Sono ancora da accertare le cause che hanno provocato l'uscita delle rotaie dai binari. Il rischio corso è stato notevole, le conseguenze dell'incidente avrebbero potuto essere ben più gravi. Per fortuna è andata bene così, sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco, che si è recato sul posto. Ora, ha aggiunto, attendiamo che vengano accertate le cause. Ringrazio i vigili del fuoco, ha concluso, le forze dell'ordine e la polizia municipale per essersi immediatamente mobilitati nel mettere in sicurezza l'area ed evitare per quanto possibile che le ripercussioni sulla linea andassero ad incidere anche sulla viabilità cittadina. Cambiamo tema, prosegue nella sede di Confindustria a Chiavari il confronto tra l'azienda Astore e i sindacati. Il tema sul tavolo resta quello del trasferimento a Casella. La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori è di dilatare i tempi di uno spostamento per i quali resta forte contrarietà. Intanto, in attesa della convocazione del tavolo al Ministero del Lavoro, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Valente, i parlamentari e gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle hanno scritto una lettera ai vertici del gruppo Aliaxis, che è proprietario della Astore. Sentiamo l'intervista. Un incontro interlocutorio, ci sono stati dei passi in avanti perché noi notoriamente non ci sottraiamo alle trattative. È chiaro che se i lavoratori dovessero, ma noi non lo condividiamo, essere spostati sul sito di Casella, è evidente che dovrebbero andare con un'invarianza dei costi. L'azienda ha fatto qualche apertura anche sui tempi? Beh, sui tempi al momento no. È chiaro che noi continuiamo a ribadire che ci sia un piano industriale di prospettiva e che i tempi vengano notevolmente allungati rispetto a giugno del 2019 che ci ha proposto l'azienda. Intanto, in attesa della convocazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del tavolo di confronto sulla Astore, arriva l'interessamento del governo e non solo. Beh sì, anche a livello di Commissione Europea è un fatto positivo. Il gruppo europeo dei 5 Stelle hanno scritto una lettera al capo della Aliaxis chiedendo che venga ripensata quello che è il trasferimento o in alternativa almeno un allungamento dei tempi collegandosi alla brutta vicenda del Ponte Morandi. È un fatto positivo perché dobbiamo dire che questo può aiutarci anche nell'allungare dei tempi che sarebbero di vitale importanza all'interno di questa difficile trattativa e vertenza. E quindi vediamo quali saranno le risposte, le aspettiamo. Nel frattempo noi ovviamente non ci sottraiamo alla trattativa e vediamo se su quegli aspetti si possono fare dei passi in avanti. È chiaro che il punto fondamentale è quello dell'allungamento dei tempi o possibilmente di mantenere sul nostro territorio la fabbrica Astore. Ora veniamo a Chiavari. Con lo scopo di ridurre il numero di incidenti stradali, che nell'ultimo anno sono stati numerosi, questa mattina si è tenuto un sopralluogo congiunto tra Polizia Stradale, Vigili Urbani e Carabinieri. Questo per valutare una migliore gestione del traffico e della viabilità. Sentiamo. L'uso del telefono cellulare alla guida è la causa principale degli incidenti stradali che si sono verificati tra l'anno scorso e quest'anno a Chiavari. 108 quelli avvenuti in via Parma, 77 quelli in corso De Michiel e 27 quelli in corso Millo, all'altezza dell'incrocio con viale Tappani. Abbiamo l'incrocio corso Millo, viale Arata, corso De Michiel in generale, che comunque corso De Michiel porta circa 10.000 veicoli al giorno tra verso Levante e verso Ponente, e via Parma, che però via Parma ha tanti incidenti ma è lunga, sono 4 km e il volume di traffico l'abbiamo calcolato e misurato anche col sistema
della lettura targa delle telecamere, in più di 19.000 passaggi di veicoli al giorno per ogni direzione di marcia, quindi via Parma sopporta un traffico di circa 38.000 veicoli al giorno. I sopralluoghi presso gli incroci e le strade più pericolose della città rientrano nell'ambito del progetto Osservatorio su incidentalità stradale in ambito provinciale, promosso dalla Prefettura di Genova e nato negli anni scorsi. Effettuiamo dei sopralluoghi congiunti con la polizia locale della zona ovviamente, la quale ci presenta già dei dati statistici e dei punti a rischio più critici nelle loro zone e cerchiamo di trovare delle soluzioni tecniche per risolvere queste problematiche. Fino adesso la cosa è andata molto bene. Una volta fatto il sopralluogo ci sarà una relazione. Allora, al termine dei sopralluoghi sarà effettuato un documento presentato in prefettura, discusso in prefettura e da quel momento in poi ogni comune potrà effettuare eventuali migliorie attraverso questo documento che praticamente raccoglierà tutti i suggerimenti sia da parte nostra che dalla parte delle forze dell'ordine oggi presenti. La Regione ha assegnato un contributo al Comune di Recco di 17.000 euro circa. I fondi saranno usati per completare il secondo lotto del marciapiede nella zona del lungomare, compresa anche la costruzione di 4 scivoli per abbattere le barriere architettoniche, 2 da costruire nuovi, 2 da adeguare alla normativa vigente. La ditta incaricata ha vinto l'appalto con un ribasso del 21% per un importo di poco superiore ai 36.000 euro. Confermati i fondi regionali è stato firmato il contratto. I lavori inizieranno il 6 novembre e avranno una durata di 75 giorni. Il Comune di Sestri Levante invece ha ottenuto un finanziamento di 243.700 euro per il progetto di recupero del Sentiero delle Rocche di Sant'Anna, che aveva redatto e presentato con i bandi del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione. L'intervento verrà effettuato sul sentiero conosciuto anche come dei Ponti Romani, a cui è associato un lavoro supplementare inerente al recupero dei ruderi della chiesa di Sant'Anna, per il quale si è ancora in attesa di contributo. Il tracciato risale la Valle del Fico ed è caratterizzato da diversi tornanti e da 5 ponti ad arcata unica che permettono il superamento di modesti corsi d'acqua. Il progetto prevede la messa in opera di interventi atti a garantire la massima conservazione dei manufatti e dei caratteri storici e paesaggistici dell'area. Ora spazio all'economia, continuiamo a parlare della manovra presentata dal governo targato Lega e 5 Stelle che in questi ultimi giorni ha subito alcune modifiche. Le norme in questione potrebbero ancora cambiare prima della definitiva approvazione che è prevista per la fine del 2018. Vediamo la scheda. Confermata l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1 gennaio 2019 con 2 novità. Primo, vengono ridotte per i primi 6 mesi le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici. Secondo, le fatture potranno essere emesse entro 10 giorni dall'operazione a cui si riferiscono. Si prevedono novità sui termini di annotazione nei registri e viene abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti. Occorre recarsi agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate per richiedere l'apposito PIN e abilitarsi a Fisco Online. Il regime forfettario, ora in vigore con tassazione al 15%, è riservato ai professionisti con ricavi sino a 30.000 euro e ad altre categorie con ricavi sino a 50.000 euro. L'obiettivo è estendere la platea ai contribuenti con ricavi fino a 65.000 euro e di rimuovere gli attuali ostacoli all'entrata, ad esempio avere del personale dipendente o beni strumentali rilevanti. Le start-up e le attività avviate dagli under 35 godrebbero di un super sconto al 5%. Resta invece il divieto di accesso per coloro che hanno partecipazioni in società. I contribuenti forfettari emettono fatture senza l'applicazione dell'IVA e non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche, ma dovranno organizzarsi per poter ricevere quelle emesse dai loro fornitori. Nel disegno di legge del bilancio è poi prevista l'introduzione di una cedolare secca al 21% sui nuovi contratti di affitto degli immobili commerciali, tra questi figurano i capannoni. È attualmente prevista una proroga di 1 anno delle detrazioni riservate a ecobonus, bonus ristrutturazione e bonus verde, nonché per quello relativo ai mobili e per l'acquisto di elettrodomestici e apparecchiature ad elevata classe energetica. Infine è confermato l'azzeramento dei ruoli emessi tra il 2000 e il 2010 fino all'importo di 1.000 euro ad oggi non ancora pagati. Non sono previste cancellazioni per multe, ammende e sanzioni pecuniarie collegate a sentenze penali di condanna.
Da domani è atteso un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche che interesserà tutta la regione. Gli attuali modelli idrologici prefigurano dalla giornata di sabato 27 ottobre il coinvolgimento di tutti i bacini a partire dal centro ponente. Non si escludono però fenomeni significativi anche nel resto della regione legati alla possibile persistenza dell'evento. Naturalmente è allertata tutta la macchina della protezione civile, è un evento di conoscenza del lavoro dei volontari e dei professionisti della protezione civile si è svolto nei giorni scorsi a Sesti Levante con l'iniziativa Protezione Civile in Festa. Tante le dimostrazioni, dal soccorso in mare alla ricerca di un disperso sino allo spegnimento di un incendio. Siamo andati a vedere. Si avvicina un fine settimana all'insegna del maltempo con piogge significative su tutta la Liguria. Per ora proiezioni che mettono sull'avviso l'intera struttura regionale di protezione civile che conta professionisti e numerosi volontari. Molti di loro pochi giorni fa si sono fatti conoscere alla popolazione di Sesti Levante con dimostrazioni pratiche, laboratori sui temi della prevenzione del rischio e momenti di conoscenza. Atmosferici e quelli del mare agitato. In piazza Matteotti e in Baia è stato possibile venire a contatto con le forze locali di sicurezza. I cani dei gruppi cinofili del Radio Club Levante, dell'Associazione Nazionale Alpini e dei Carabinieri si sono messi alla prova in simulazioni di ricerca e salvataggio, mentre la Guardia Costiera ha simulato un intervento di soccorso in mare. Donna cinofila si avvicinerà al pericolante. Una giornata di festa per conoscere più da vicino quelli che spesso definiamo eroi, perché in primo piano nelle situazioni più difficili. Mi piace che ci sia percepita anche da loro, dalle forze dell'ordine, dalle associazioni coinvolte, questo sentimento di riconoscenza e di affetto della città nei loro confronti. E purtroppo è spesso in eventi drammatici come alluvioni o terremoti o tragici come appunto è stato recentemente a Genova con il crollo del Ponte Morandi. Abbiamo idea effettivamente dell'impegno e di questa struttura operativa che è assolutamente importante per tutti, però noi dobbiamo sempre tenerle ben presente anche quando ovviamente in condizioni normali, quindi mi sembra un bel momento per avvicinare i cittadini a tutta questa realtà. Ora c'è la rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli altri aggiornamenti. Sul suicidio assistito decidano le Camere, dalla consulta un inedito pressing sul Parlamento. Con questo argomento apre la prima pagina di Avvenire. La consulta rinvia la sentenza sulla morte di DJ Fabo e invita a legiferare entro un anno. Resta sospeso il processo accappato che esulta. Evita fa sapere che in Olanda più hospice e meno morti a richiesta. Italiani all'estero senza lavoro coi capelli bianchi, il rapporto di Migrantes e via non solo i giovani. Manovra avanti, ma sulle pensioni possibili limature, Tria lo spread così alto non è sostenibile e in Senato legittima difesa, primo sì alla legge. Siamo sul secolo XIX, vediamo questa foto che arriva dagli Stati Uniti, pacchi bomba degli Stati Uniti contro Obama, Clinton e degli anti-Trump. E poi a fianco invece dubbi sui costi, subito frenata per il decreto su Genova, è iniziato il dibattito in aula, ma alla Camera slitta il voto dei 350 emendamenti, manca il via libera della Commissione Bilancio. Manovra, Conte e Tria lanciano l'allarme spread, il premier va da Putin, Russia disposta a comprare i titoli italiani. Speronati da un cargo i due svelisti spezzini, indagini della procura. E poi amianto in Liguria, 3.000 morti in 20 anni tra inchieste e silenzi. E poi i ricorsi dello sport. Entella, il tir boccia la Serie B a 19 squadre, accolti i ricorsi. Sestri fa arrestare il ladro che ha tentato di violentarla, vediamo nelle pagine interne. Trove fa arrestare il ladro che ha cercato di violentarla. Sabato scorso l'uomo si era introdotto di notte in un'abitazione di Riva Trigoso, dopo aver svaligiato la casa aveva aggredito una ragazza di 28 anni che dormiva. Qualche giorno dopo la giovane ha incontrato per strada un uomo, un marocchino di 25 anni, l'aggressore è stato filmato col cellulare, i carabinieri lo hanno individuato e arrestato. Sempre dal Levante, dalle pagine del Levante, Lavagna, Laura Corsi, candidata a sindaco, liberare la città da giochi clientelari, medico dell'ASL 4, indipendente, al debutto in politica e la portacolori dell'associazione 100% Lavagna. E parlando di candidati a sindaco, Gian Alberto Mangianti, e non decide, officina tra la gente. E a questo punto la linea passa a Genova per vedere quali sono gli argomenti del settimanale Il Cittadino.
Il cittadino numero 42 di domenica 28 ottobre. In apertura, dopo il Giubileo, in cammino nel nuovo anno pastorale. Si è concluso l'anno santo diocesano, indetto per i 900 anni di consacrazione della cattedrale. Il cardinale Bagnasco ha celebrato la messa, cui hanno preso parte anche i vescovi liguri. E di spalla le celebrazioni per la commemorazione dei defunti si svolgono quest'anno al cimitero di Staglieno, come da tradizione, e anche in prossimità del Ponte Morandi, dove l'arcivescovo alle 15:30 celebra la messa in suffragio delle 43 vittime del crollo. In basso ancora la tragedia del viadotto, il triste recupero dei propri beni da parte degli sfollati di Certosa, che hanno fatto rientro a casa per qualche ora. E infine il consueto approfondimento sul Sinodo dei Vescovi, cui sta prendendo parte anche Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare della diocesi di Genova. Navigando in mare aperto è il titolo del prossimo incontro per i giovani animatori della diocesi proposto dall'Azione Cattolica. Continua così il cammino formativo inaugurato lo scorso mese di settembre con un buon numero di partecipanti provenienti dalle diverse realtà del territorio. L'appuntamento, come vedete, si terrà domani sera alle 20:45 nel seminario di Chiavari. Sono invitati tutti i ragazzi delle scuole superiori che nelle parrocchie della diocesi svolgono il servizio di educatori o catechisti. Ora gli aggiornamenti dalla redazione. È pronta Francesca Caporello. A te Francesca. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. È stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura Stefano Mai, un protocollo di intesa tra la Regione Liguria, i comuni di Camogli, Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure e l'ente Parco di Portofino per l'avvio di un servizio coordinato di controllo faunistico del cinghiale. La Regione Liguria e l'ente Parco di Portofino mettono a disposizione il proprio personale di vigilanza. Gli enti locali coinvolti invece provvederanno a designare almeno un'unità selezionata tra il personale dei rispettivi corpi di polizia locale in base alle competenze e alla disponibilità segnalate. Le singole amministrazioni comunali provvederanno inoltre a mettere a disposizione il personale operaio eventualmente necessario al trasporto, al montaggio e allo smontaggio degli impianti di cattura. La Regione provvederà al coordinamento operativo degli interventi, fornendo al Parco di Portofino e ai comuni aderenti l'assistenza tecnica e il supporto professionale del proprio personale di vigilanza. Il protocollo d'intesa ha una durata di 3 anni e potrà essere rinnovato per un pari periodo degli enti interessati. Dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio, a te Maurizio. Grazie Francesca, noi concludiamo con una notizia di sport. C'è ancora attesa per conoscere le decisioni della FIGC in merito ai ripescaggi in Serie B dopo la sentenza del TAR del Lazio di ieri. Andiamo sul sito dell'ANSA della Liguria dove c'è una dichiarazione di Giorgetti: L'Entella merita la Serie B, questa vicenda è una dimostrazione di una giustizia negata. Questo il titolo, andiamo a vedere nel testo. Parlando di altri argomenti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti è intervenuto anche sulla sentenza di ieri del TAR del Lazio. Afferma: il governo non aveva nessuna voglia, nessun interesse a intervenire sulla giustizia sportiva, siamo stati costretti a prendere un'iniziativa perché nessuno dava risposta agli interessi delle società. Per il rappresentante del governo ora ci vuole rispetto per la sentenza del TAR, con la speranza che il collegio di garanzia decida chi ha il diritto di andare in Serie B, visto, conclude, che la situazione è al limite dell'irrecuperabile, come dimostra l'Entella, che peraltro probabilmente meriterebbe più di tutti di starci. Si conclude il nostro telegiornale, l'appuntamento è per questa sera alle 19:15 con TG Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, arrivederci.